La Turchia, dopo il referendum presidenziale di Erdogan, sempre più dispotica, sempre meno europea. L'Ucraina, in guerra con i separatisti del Donbass, non sa come reintrodurre alla vita civile i reduci dal fronte. L'Artico, con i suoi giacimenti di idrocarburi e le nuove rotte marittime, è la nuova frontiera di Vladimir Putin. In Albania e Macedonia la crisi del processo europeo accende il nazionalismo, anche in funzione elettorale. A Busim, in Bosnia, un'antica moschea di legno resiste ai terremoti e alle violenze della storia. Heybeliada in turco vuol dire l'isola con le bisacce, per la forma delle colline che ricordano la fatica degli asini, su strade dove oggi trottano i cavalli. È un'isola del tempo, alle porte di Istanbul. Qui le auto sono vietate e il motto "pace nel paese e nel mondo" del fondatore della Turchia moderna, Kemal Atatürk, sembra più vero in questa quiete. Dove il bianco e nero dei ricordi, la malinconia di case screpolate dai secoli ci rammentano l'origine greca di queste isole. Oggi visitate soprattutto dai turchi, padroni di casa, musulmani che accendono candele nei monasteri dei cristiani. Questo è intitolato ad Hagia Triada, la Santissima Trinità. L'adiacente seminario di Halki, chiuso quando 46 anni fa la Turchia decise di nazionalizzare gli istituti privati, tale rimane, nonostante le promesse nel tempo di una sua riapertura. Greca, ovviamente, la lingua della preghiera. Un'Europa che da questa Turchia però appare sempre più lontana. Me lo confermano Elif e Ali, dai selfie sul prato davanti al monastero, ai pensieri importanti. Referendum sürecini. Guarda cosa è successo durante il referendum, quando l'Europa ha rifiutato di ospitare la campagna elettorale per il sì e il sì è dilagato nelle comunità turche di Germania, Austria, Olanda. Il nostro governo ha saputo creare un cortocircuito grazie al quale il sì sembrava voler dire la vittoria della Turchia e il no invece di forze esterne al paese. Eppure, il referendum del 16 aprile scorso, che ha introdotto il presidenzialismo in Turchia, è passato per un soffio e le opposizioni, sostenute in questo dalla bocciatura anche degli osservatori europei, hanno denunciato pesanti brogli. Iniquo il risultato finale, iniqua l'intera campagna elettorale che è stata squilibrata in piazza e sui media, ha avuto voce solo il sì. Ed Elif e il suo compagno Ali, giornalisti entrambi del quotidiano turco Milliyet, non possono dimenticare i tanti colleghi finiti in carcere o licenziati per silenziare le voci contro. Pressioni che denuncia anche la casa editrice Belghea a Istanbul, vittima di un sequestro a dir poco anomalo, il blitz della polizia, per presunti legami con il terrorismo di estrema sinistra e separatista. Ma poi, raccontano i dipendenti, gli agenti non hanno trovato nulla e hanno dovuto accontentarsi dei libri privi del bollino ministeriale. Ne hanno portati via oltre 2000, persino il giorno della civetta di Sciascia, mi dice lui, finito in stato di fermo per alcune ore. Il sospetto è che si voglia prendere di mira una casa editrice che tratta anche temi delicati, come la questione curda o lo sterminio degli armeni. Argomenti tabù, in una Turchia ponte tra continenti, le cui sponde però sembrano oggi, inesorabilmente, allontanarsi. L'auto blindata dell'OSCE saltata su una mina non lontano da Luhansk lo scorso 23 aprile, che ha causato la morte di un osservatore e il ferimento di altri 2, ha riportato all'attenzione dei media occidentali in tutta la sua crudezza la guerra in Donbass. Un conflitto che si combatte ormai da 3 anni e che ha generato circa 10.000 morti, almeno 30.000 feriti e 1,5 milioni di sfollati. Ma c'è qualcosa che le statistiche non riescono a cogliere. Sono le migliaia di giovani rientrati dal fronte, apparentemente sani e salvi, ma che spesso portano dentro ferite profonde e invisibili. Il problema dei reduci, i veterani come li chiamano ormai tutti, ha colto ancora una volta l'Ucraina impreparata. Mancanza assoluta di strutture per la cura dei disordini da stress post-traumatico, crisi economica, disoccupazione. Chi si aspettava di trovare un posto nella società dopo aver rischiato la propria vita per difendere la patria, si è dovuto ricredere. Siamo venuti a Dnipro, fino a un anno fa Dnipropetrovsk, profondo est del paese, per vedere come l'iniziativa dei privati e volontari cerchi di fare fronte al problema.
Veterano Pizza è un esempio di come il lavoro possa aiutare a curare i segni della guerra. Andrei Sarvira, nome di Battaglia Sanchez, è il titolare. La guerra ti cambia la mente. Quando torni nel mondo normale è difficile entrare in relazione con chi non ha visto la guerra. E questo si sente molto di più nella ricerca del lavoro. Il lavoro però è la terapia migliore. Anche i ragazzi che lavorano qui all'inizio erano chiusi, parlavano poco. Adesso sono aperti, sorridono. Andrei, nella sua pizzeria, ha dato lavoro a diversi ragazzi tornati dal fronte e ora quasi tutto il personale è composto da reduci, come Kostya Liach, il pizzaiolo. Sono arrivato qui subito dopo il servizio al fronte. Mi piace lavorare qua, i ragazzi sono a modo, l'ambiente è sereno, va tutto bene. La disoccupazione è forse il problema che più accomuna i reduci dal fronte e gli sfollati interni. La IT Academy è un esempio virtuoso che prova a mettere insieme le diverse esperienze. Nick Skoropalski è un programmatore fuggito da Donetsk dopo che la città è stata presa dai separatisti. Qui ha trovato un posto come insegnante. Fino a 3 anni fa avevo una mia attività come programmatore a Donetsk, ma da un giorno all'altro non c'era più un governo, hanno chiuso le banche e in strada girava solo gente armata di Kalashnikov. Così sono scappato, ora ho trovato lavoro qui a Dnipro, insegno a programmare, qui facciamo anche dei corsi gratuiti. Vladimir Shtikov è uno di loro. Fuggito dalla Crimea dopo l'annessione russa, si è arruolato come volontario. Quando è scoppiata la guerra ero medico in Crimea. Ho deciso di arruolarmi per curare i feriti, sono stato sui terreni di battaglia più duri, poi sono stato ferito anch'io e mi hanno congedato. Sono tornato a fare il medico civile, ma lo stipendio non basta nemmeno per sopravvivere. Ora spero di imparare qui qualcosa che mi faccia trovare un secondo lavoro per poter mantenere la famiglia. Ma a Dnipro c'è anche chi è solo di passaggio da e per il fronte. La stazione ferroviaria è la porta della guerra. Qui i volontari del Fondo per la Difesa Nazionale hanno allestito una piccola sala d'attesa dove i soldati possono rifocillarsi o anche solo ricaricare il cellulare in attesa del treno che li porterà a combattere, come Andrei della 25esima brigata aerotrasportata. C'è la guerra, si spara con l'artiglieria tutti i giorni ed è solo a un paio d'ore di treno da qui. Io sono stato in licenza, adesso torno al fronte, ma devo aspettare il treno, ancora 6 ore. Queste ragazze hanno allestito questa zona per l'attesa, è comoda. Come Andrei, sono tanti i soldati che ogni notte nella stazione di Dnipro aspettano il loro treno per il fronte. A Kiev lo scorso martedì 9 maggio, il corteo che commemorava la vittoria della coalizione antifascista nella Seconda Guerra Mondiale è stato attaccato da attivisti dell'estrema destra ucraina. I partecipanti al corteo mostravano foto dei combattenti dell'Armata Rossa, dei partigiani e dei civili uccisi dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Scontri e incidenti ci sono stati anche a Odessa e Dnipro. La polizia ucraina ha fermato 45 appartenenti alle formazioni dell'estrema destra. L'Artico, la nuova frontiera di Vladimir Putin, la Russia che dalla divisione dell'Artico in 24 fusi orari ne rivendica 10, si propone come il principale attore nell'estremo nord del mondo. Al Cremlino interessano sia i grandi giacimenti di idrocarburi, sia il controllo delle rotte marittime che con i cambiamenti climatici e il conseguente scioglimento dei ghiacci stanno per diventare una realtà commerciale. Ma l'Artico è veramente la nuova frontiera di Putin? Un fatto del resto caratteristico della presidenza putiniana che consiste spesso in questo tentativo, in questa volontà di rappresentare nuove frontiere ad un apparato economico, ad una popolazione che presumibilmente necessitano di nuove motivazioni. Putin ha presentato la sua strategia in occasione del Forum internazionale artico che a fine marzo la Russia ha organizzato ad Arcangelo. Il capo del Cremlino ha invitato Stati Uniti, Canada, Norvegia e Groenlandia a trovare un accordo sulla spartizione dell'area.
Secondo Putin, il diritto internazionale è il punto di partenza dei negoziati per la delimitazione della piattaforma continentale nel mar glaciale artico e delle zone economiche esclusive delle nazioni artiche. È una questione controversa perché l'Artico in letteratura di recente viene considerata piuttosto come un commons, come un global commons, quindi come una di quelle aree che andrebbero sottratte alla politica degli stati individuali e piuttosto andrebbe riservata, andrebbe dedicata ad una visione più ampia, globale. La Russia sta sviluppando anche la tecnologia e le infrastrutture per poter garantire la navigazione commerciale attraverso l'Artico. In questo quadro, ad esempio, è già stata annunciata la costruzione di nuovi rompighiaccio a propulsione nucleare. Alcune stime parlano di uno sviluppo fino a 75 milioni di tonnellaggio trasportabile nei prossimi, dal 2025 in poi, diciamo 2030. Una settimana di risparmio sui tempi di percorrenza tra Shanghai e porti del Mare del Nord, quindi Rotterdam, Amburgo. Bisogna considerare tutta una serie di inconvenienti che però possono caratterizzare questa rotta, no? Anche nel mezzo non abbiamo niente, quindi limitatissime possibilità di cabotaggio, e poi naturalmente c'è da considerare la concorrenza con altre proposte di collegamenti, le nuove vie della seta, probabilmente un miglior utilizzo del treno oppure della stessa transiberiana su questo percorso potrebbe avere anche effetti ancora migliori. L'Artico è ricco di petrolio e gas naturale, ma le condizioni ambientali aumentano a dismisura le spese per l'estrazione. Possiamo immaginare in quelle condizioni così ambientalmente difficili, proibitive, con la notte polare, con la formazione di iceberg in continuazione, con un PAC che è instabile molto spesso, che è imprevedibile in termini di formazione, molti mesi ovviamente dell'anno. Avviare, allestire un sistema di questo tipo dimostra di avere dei costi insostenibili che portano al momento queste risorse fuori dalle quotazioni, fuori mercato. La Russia ha incrementato la propria presenza militare nell'Artico, potenziando la flotta del nord e costruendo una catena di basi militari. La più vicina al Polo Nord si trova sull'isola di Alessandro, nell'arcipelago di Francesco Giuseppe, base che prima del forum di Arcangelo Vladimir Putin ha visitato accompagnato dal premier Medvedev e dal ministro della difesa Shoigu. Sempre più osservatori invitano coloro che prefigurano imminenti venti di guerra a spostare lo sguardo dall'Asia orientale, dall'aggressiva Corea del Nord, e rivolgerlo anche alle nostre latitudini. I Balcani occidentali potrebbero tornare ad essere una polveriera. Tra i paesi dell'ex blocco comunista resistono vecchi conflitti e si animano nuovi antagonismi. Da una parte chi combatte il ritorno al passato e vede nell'adesione all'Unione Europea l'unica via di sbocco, dall'altro chi riaccende i nazionalismi ravvivati dall'isolazionismo americano prospettato da Trump, puntando a tornare sotto l'influenza diretta del Cremlino. Ad accendere la polveriera potrebbe essere l'Albania. Le recenti dichiarazioni di Edi Rama sull'unificazione del suo paese con il Kosovo ha fatto infuriare la Serbia, che non ha mai riconosciuto l'indipendenza autoproclamata da Pristina 9 anni fa. Un messaggio diretto anche all'Europa, di cui il Paese delle Aquile è candidato ufficiale, incerta ancora nell'imbarcare uno Stato tanto contraddittorio e all'apparenza irriformabile. Se non ci sarà un'integrazione di Albania e Kosovo nella grande Unione Europea, ha detto Rama, potrebbe accadere che nascano unioni più piccole. Il disegno cioè di una grande Albania che sicuramente non piacerebbe a nessun paese dell'area balcanica. Affermazioni che hanno una calcolata ricaduta interna. Edi Rama punta alla rielezione ed i suoi segnali vanno anche all'elettorato euroscettico con nostalgie nazionaliste. Da mesi il Partito Democratico di centrodestra, guidato da Lusmil Basha, protesta pronto a boicottare le politiche del 18 giugno se non ci sarà un accordo su elezioni libere e giuste, ripetono, approntato da un governo tecnico. Il PD di Basha non ha votato la riforma della giustizia, passaggio fondamentale per l'ingresso nell'UE, così come non ha partecipato all'elezione del nuovo presidente della Repubblica, il 48enne Ilir Meta, il leader di LSI, principale alleato del premier Rama, eletto in un Parlamento semivuoto alla quarta votazione con 87 voti su 140.
Vorrei soprattutto ringraziare i colleghi assenti, perché è proprio la loro assenza il motivo che mi ha portato ad accettare questa responsabilità molto importante. Sono molto preoccupato e mi sono impegnato a cercare di trovare consenso, in modo che l'Albania non diventi come la Macedonia. La Macedonia, appunto, altro scenario di grande instabilità. Da quando si è votato nel dicembre scorso, dopo 2 anni di crisi e scandali, il governo non riesce a prendere quota. Il presidente George Ivanov si è rifiutato per 2 volte di affidare l'incarico al leader dei socialdemocratici e dell'opposizione Zoran Zaev, che detiene però anche la maggioranza parlamentare. E proprio il Parlamento è stato il teatro di violenti scontri, con l'irruzione 3 settimane fa di esponenti nazionalisti, dopo che il partito di Zaev, lui stesso ferito e aggredito, aveva eletto alla presidenza dell'Assemblea Talat Xhaferi, esponente del partito DUI della minoranza albanese, elezione che secondo l'ultradestra rischia di snaturare la Macedonia. Una situazione che può fermare il percorso della sua integrazione nell'Unione, di cui è anche lei candidata ufficiale. Un passo che Zaev non pensa affatto di cancellare, anzi il suo paese è interessato, dice, a collaborare con tutti, compresa la Federazione Russa, ma l'obiettivo, al quale non vi è alternativa, chiarisce, è la sua piena integrazione nell'Unione Europea e nella NATO. A Wolsztyn, nella Polonia occidentale, si è svolta la 24esima parata delle locomotive storiche, mezzi provenienti dai musei ferroviari da tutta la Polonia, dalla Germania e dalla Repubblica Ceca. Hanno dato vita ad un carosello di treni, sbuffi di vapore e fischi. Il raduno ha richiamato circa 30.000 turisti e amanti delle locomotive da tutta Europa. Wolsztyn è famosa per essere la sede dell'ultimo deposito in Europa di locomotive a vapore in regolare servizio di linea quotidiano su una rete ferroviaria statale. Il deposito comprende la rimessa delle locomotive servite da una piattaforma girevole ed un museo con locomotive restaurate. Buzim è un piccolo paese nel nord-ovest della Bosnia. Qui si trova un gioiello della tradizione architettonica ottomana nei Balcani, una moschea del XIX secolo, interamente costruita in legno, una costruzione che si sviluppa su un'area di circa 300 metri quadrati e che può ospitare circa 1000 fedeli, una capacità garantita da un ampio balcone che si sviluppa tutt'attorno lo spazio principale del luogo di culto. A volere la moschea fu nel 1838 un governatore ottomano del pascialato bosniaco, Mehmed Vecihi Pascià. Nella moschea c'è ancora il decreto per la costruzione, firmato dal Pascià. Emin Grosic, l'imam di Buzim, spiega come la moschea sia stata costruita dai carpentieri bosniaci usando solo legno di quercia. All'epoca le nuove tecniche di costruzione industriale in queste zone remote della Bosnia non erano ancora conosciute, per cui i falegnami usavano i metodi tradizionali di costruzione a incastro, tanto che per erigere la struttura portante di questa moschea non è stato utilizzato nessun metallo, nemmeno un chiodo. Una tecnica di costruzione che garantisce stabilità ed elasticità al manufatto, cosa importante in un'area dove spesso si verificano terremoti. Questo modo antico di costruire non è solo interessante dal punto di vista storico, ma permette alla moschea e al minareto di resistere al vento. Se vi trovate nella moschea in primavera, quando le raffiche sono particolarmente forti, la sentirete vibrare e oscillare come un cestino di vimini. Nel corso degli anni diversi terremoti, anche molto importanti, hanno colpito questa zona, ma la moschea ha resistito e sta resistendo alle forze della natura già da circa 180 anni. La moschea è molto frequentata. Uno dei fedeli è Ibrahim Sahinovic. Sono abituato a pregare in questa moschea il venerdì, ma se posso vengo anche negli altri giorni. Qui ho imparato a pregare. Abbiamo anche altre moschee più moderne, accoglienti, ma questa ha un suo fascino, un'atmosfera unica e particolare. La scala a chiocciola in legno che porta al minareto nasconde un'altra sorpresa. C'è un'altra cosa insolita, il pilastro che attraversa il centro del minareto. È alto circa 30 metri, fatto con il tronco di un'unica quercia. Immaginate quanto era alta per consentire ai carpentieri di intagliare un pilastro unico che parte dalla base e arriva fino alla cima del minareto.
Nel 2003 la moschea in legno di Buzim è stata inserita nell'elenco del patrimonio architettonico e storico della Bosnia ed Erzegovina.